Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio da Anna Franchino dagli studi di Teleeuropa Network e ben trovati con Calcio e Mercato, una trasmissione nuova. Parleremo appunto di calcio e soprattutto di calcio mercato, scusate il gioco di parole, vi terremo compagnia in queste settimane, parleremo delle formazioni che vanno via via componendosi delle squadre calabresi e non solo, faremo anche una piccola finestra anche sul calcio nazionale. Speriamo di tenervi compagnia tutti questi pomeriggi e fino all'inizio ovviamente dei vari ritiri delle squadre calabresi, partendo dalla Serie B, arriveremo anche in Serie D e lo faremo in compagnia ovviamente di alcuni ospiti. Intanto vi vado a presentare il mio compagno di viaggio in questa nuova avventura fortemente voluta dal direttore Attilio Sabato e dalla nostra Carmela Formoso. Vado a presentarvi Attilio Marena, direttore di Calcio Mercato Report. Buon pomeriggio Attilio. Buon pomeriggio a tutti gli amici che ci sono da casa, ovviamente adesso, e chi buonasera ci seguirà in replica. Siamo pronti dunque per sviscerare tutte le trattative di calciomercato in questi pomeriggi estivi, quindi un'estate infuocata. Cercheremo di rendervela un pochino più leggera con le notizie che ormai vanno via via completandosi di ora in ora. Ben trovati. Attilio, allora parleremo ovviamente di tutte le novità che riguardano le formazioni calabresi e soprattutto il calciomercato, lo dicevamo. Intanto vado a presentarvi gli ospiti di oggi, ovviamente si avvicenderanno in queste postazioni. Intanto vi presento Paolo Amedeo, giornalista, collega giornalista, che ci terrà compagnia questo pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Anna, buon pomeriggio a tutti i calciofili e soprattutto a chi in questo momento è affamato di notizie di calciomercato. E poi buon pomeriggio a Luigi Elio Ferrante, allenatore e esperto ovviamente di calcio e soprattutto di calciomercato. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Allora Attilio, cominciamo proprio con il blocco, diciamo, delle ultime notizie, poi piano piano ci soffermeremo sui vari argomenti, partendo ovviamente dai diritti TV, da tante cose che riguardano la Serie B, perché ovviamente con due formazioni che militano in questa serie, Cosenza e Crotone, allora è doveroso partire con un punto interrogativo. Con punto interrogativo, sì, è vero Paolo, perché ovviamente tutti quanti speriamo che il Crotone poi possa tornare in una categoria che gli compete di più, che è quindi questa Serie A. E tra pochissimo avremo Lumi con una fonte diretta. Partiamo subito con delle notizie che riguardano ovviamente Crotone, Cosenza, intrecci di mercato, partendo da uno dei gioielli di casa Crotone, ovvero Mario Sampirisi. Su Mario Sampirisi, secondo quanto ci risulta, è forte l'interesse della SPAL, la SPAL che cerca un laterale destro di difesa, oltre a Struna, che piace moltissimo anche a diversi altri club, soprattutto all'estero. Occhi dunque su Mario Sampirisi, che però viene ritenuto incedibile dal Crotone. A proposito di Crotone, un nome nuovo per la difesa, un fedelissimo di Giovanni Stroppa, spunta Tonucci, quindi nome nuovo per la difesa del Crotone. Per quanto concerne invece il Cosenza, non solo Baclé, non solo Corsi, è molto vicino l'accordo per il rinnovo di Domenico Mungo, anche lui potrebbe firmare un contratto biennale. Per quanto concerne invece la Regina, scelto non solo il portiere, ne parleremo anche di questo e tanto altro, preso praticamente il difensore classe 98 Pogliano, in arrivo dal prestito, dalla formazione veronese. Nome nuovo per l'attacco invece del Cosenza, piace moltissimo, contatti in corso per Luca Cattaneo, niente Catanzaro, niente Regina per Bezziccheri, che non torna dunque in Calabria, addirittura d'arrivo la trattativa che porterà il calciatore di Scuola Lazio vicinissimo al Mestre. Grazie, grazie mille Paolo. Invece con te volevo proprio iniziare partendo dal Cosenza, perché è doveroso, siamo in casa rossoblu perché noi siamo una televisione proprio cosentina. Partiamo da qui e da questo ritorno dopo 15 anni in Serie B, un'attesa lunghissima per non solo la città ma anche per i tifosi che per tanto tempo hanno sperato di tornare in categorie come la cadetteria. Assolutamente, io credo che questa della Serie B
è davvero un sogno che si avvera, la città sta ancora risvegliandosi da quello che è stato un momento magico, 15 anni sono, come dicevi tu, sono tantissimi e ovviamente l'entusiasmo che si respira non solo in città ma anche in provincia è contagioso. È chiaro che la società con in testa il presidente Guarascio e con il direttore Trinchera stanno un po' analizzando, stanno un po' scandagliando il mercato per capire anche con il tecnico Piero Braglia cosa serve a questa squadra. Sicuramente servono almeno 4-5 elementi di categoria che conoscono bene il campionato cadetto, che è lunghissimo, estenuante, la B la conosciamo bene, la conosce anche molto bene il mister Ferrante, 3 risultati voli, 3 risultati negativi, certo. Ti ritrovi immischiata nella lotta per non retrocedere. Ci vuole tanto equilibrio, in questo Piero Braglia è l'uomo giusto al timone di una squadra che ha sull'onda dell'entusiasmo e di un gruppo che la società sta cercando passo tassello dopo tassello di confermare, ha sul gruppo sicuramente il fattore predominante. Mister, secondo lei questa prima pedina è stata messa nello scacchiere, cioè la conferma di mister Braglia, che ha fatto bene nella seconda parte del campionato, ha preso una squadra ai penultimi posti della classifica, l'ha portata attraverso ai playoff a questa vittoria del campionato, e poi ci devono essere anche tante conferme, molti giocatori che hanno fatto bene durante la stagione dovrebbero essere confermati, mettiamo il punto interrogativo. Diciamo che è stato un crescente da quando è subentrato il mister Braglia, il collega Braglia, è stato un susseguirsi, però ci sono stati tanti cambiamenti, diciamo proprio così, nella conduzione, perché oltre al mister Braglia tutto lo staff ha lavorato in un certo modo, quindi arrivando a dei risultati crescenti, quindi vuol dire programmazione fatta in un modo centellinata, perché all'inizio noi abbiamo visto che c'erano dei giocatori che erano sottotono e spesso non è soltanto un discorso di allenatore, e sono varie componenti che in un campionato così estenuante come quello della C e con i playoff, se tu non fai una giusta programmazione, quindi non hai una giusta veduta su quello che è il gruppo, se non fai un tipo di test, se tu non sei in crescendo, se non valuti parametri fisiologici, spesso per esempio in queste categorie, che sarebbe la C e la B, si incorre in quello che sono delle forme di overreaching, si chiama, sì. Spesso lo ripetiamo, però bisogna dirlo perché purtroppo è un protocollo di questi campionati, spesso c'è sovrallenamento fatto in un modo così eccessivo, perché spesso sempre in questa categoria adesso si sta affinando un pochettino la qualità e la competenza, però c'è un sovraffollamento proprio nell'allenamento, che spesso si pensa che fare quantità vuol dire fare qualità, e non è questo nel calcio ormai bisogna essere scientifici, bisogna avere le conoscenze, e purtroppo anche nel campionato di massima divisione purtroppo spesso c'è gente che lavora in un modo così empirico. Bisogna ripetere questi concetti, non è polemica, ma se noi vogliamo qualità, e l'espressione massima è una nazionale che non si è qualificata, certo. Perché dai settori giovanili, ma soprattutto quello che deve essere la fonte di ricchezza di un popolo calcistico italiano, deve essere proprio la Lega Pro, che là noi dobbiamo avere il coraggio di mettere dentro ragazzi che siano il futuro del calcio, sia per le società di cadetteria, certo. Anche Serie B, e sia per quello che poi è il futuro e il patrimonio nazionale, perché il Belgio è una delle squadre che esprime il miglior calcio attualmente. Ieri sera la prova è venuta fuori, la prova proprio di coerenza, di perfezione, di voglia di portare a casa un risultato nei mondiali, perché questo discorso viene da una programmazione fatta da 8-9 anni fa, dove che noi ci siamo riuniti, mi ricordo lì
a Napoli, dove c'erano tutte le società europee che contavano, e il Belgio era quello che stava facendo una politica che nessuno faceva, al di sopra della Spagna, al di sopra dell'Inghilterra, al di sopra dell'Olanda, perché in Belgio i 220 tesserati hanno un lavoro così perfetto fra la struttura societaria e quello che è la scuola. Cioè lì in Belgio i settori giovanili fanno 2 giorni di calcio, ma con esperti, non con il semplice allenatore che ha giocato nel Cosenza, nel Milan, nella Roma e si butta lì nel settore giovanile così, in un modo così soltanto imitativo, ma vanno con dei parametri di crescita, cioè i ragazzi e poi il bambino, il ragazzo, l'adolescente viene strutturato per quello che è il momento fisiologico. Certo. Assolutamente. No, ma la parola d'ordine quindi deve essere programmazione. No, programmazione. A proposito di programmazione, sì, rispetto al miracolo che il Cosenza ha compiuto in questa stagione, c'è dietro, come dire, un senso di, una sorta di, non dico di invidia, ma di sprone a imitare il Cosenza, e mi riferisco al Catanzaro. Certo. Catanzaro in questo momento ha un budget davvero importante, parliamo di 8 milioni di euro per la stagione 2018-2019, e i giallorossi, spinti dal grande risultato dei rossoblù, insomma il presidente Noto vuole assolutamente conquistare la promozione in Serie B. Anche la Regina, devo dire, con Max Taibi si sta muovendo ovviamente con un budget molto più limitato, sta cercando con le mosse giuste di trovare quei giovani interessanti che possano, insomma, dire la propria in questo campionato. Quindi il Cosenza dà traino rispetto anche alle società calabresi e non solo. Parleremo fra poco anche di Serie C, però intanto Attilio, parlavamo di accordo fra Dorazio e Baclé, si parla sui rinnovi, l'intenzione anche di mantenere Pascali, poi ci sono ovviamente tanti calciatori che tornano a casa Cosenza, tra cui anche il portiere Perina, che insomma anche lì c'è l'interrogativo se rimarrà oppure verrà ceduto, in attacco c'è Mendicino, insomma. Il Cosenza non è assolutamente solamente rinnovi. In questo momento premettiamo il fatto che praticamente accordo raggiunto per Baclé, abbiamo annunciato prima l'intesa vicina anche per quanto concerne Domenico Mungo, discorsi avviati anche per Manuel Pascali, ma soprattutto a tenere banco in casa rossoblù sono i cosiddetti rinnovi e i possibili ritorni. Partendo da Gennaro Tutino, su Gennaro Tutino è praticamente asta, lo stiamo raccontando da settimane. È un nome che fa... Tra l'altro non è stato neanche convocato dal Napoli per il ritiro. Sta scegliendo il proprio futuro proprio con il Napoli. Il Pescara, in questo momento le quotazioni del Pescara sono a ribasso da qualche ora. Il Carpi sta avanzando forte anche del rapporto che intercorre tra il direttore sportivo partenopeo Cristiano Giuntoli e la sua ex società, ovvero il Carpi, ma ci sono altre società che non demordono. Il Cosenza farà di tutto per trattenere fino alla fine sia lui ma anche lo stesso Palmiero che tra l'altro ha cambiato agente, si è affidato a Vincenzo Pisacane. La prossima settimana sarà importantissima e fondamentale per decidere il futuro di Palmiero, e poi ci sono dei profili che il Cosenza sta valutando, che ritiene ottimi, ma per cui non c'è trattativa, ad esempio per Belmonte e per Polidori. Piacciono molto i profili di Berra della Provercelli, piace molto il profilo di Ramziaia, trattativa avviata nonostante il muro del Catania, e successivamente svelato prima il nome nuovo con Luca Cattaneo, e per la corsia di sinistra un nome caldo resta sempre quello di Gaetano Di Chiara. In uscita presumibilmente la Regina è su Colloccolo, altro calciatore giovane che potrebbe ben figurare in Serie C tra le fila degli uomini che verranno guidati da Roberto Cevoli. E in chiusura un calciatore che non rinnoverà con il Cosenza, ovvero Luca Calamai. È forte su di lui, sta avanzando sempre di più, di ora in ora, la Feral Pisalò. Potrebbe anche esserci in uscita Perez, che piace tanto alla Lucchese. Sì, Perez, infatti. È un sogno poco praticabile in questo momento, anche perché l'autoingaggio di Perez, sappiamo, il Cosenza ha investito molto a gennaio per far sì che questo calciatore raggiungesse, desse manforte agli uomini di Piero Braia. L'ostacolo è l'ingaggio, la Lucchese, come ben diceva Paolo, è su Perez, però al momento è l'ingaggio che frena l'eventuale buona riuscita di questa trattativa. Paolo, invece parlando proprio di fantamercato, perché nelle scorse settimane molto spesso abbiamo sentito il nome di Lamantia accostato come ritorno a Cosenza, e c'è stato anche un nome importante, l'ex marito di Vandanara.
Sì, beh, ma quello è fantamercato. In questo momento se ne sentono tantissime. Credo che poi per dare riscontro a quelle che sono le voci basta guardare gli ingaggi dei calciatori. Insomma, Maxi Lopez viaggia su cifre inarrivabili per tantissime squadre in Serie A, figuriamoci in cadetteria. Credo che la Mantia, sulla Mantia ci sia il Lecce in maniera abbastanza convincente. È chiaro che però il Cosenza sulla Mantia ci proverà perché può essere un ritorno, conosce bene la piazza, non avrebbe problemi di ambientamento, è un giocatore che in questi anni ha maturato una grande esperienza in Serie B e che quindi è il classico attaccante da doppia cifra, e quindi è l'attaccante che ti può servire e per garantirti una salvezza tranquilla, ma perché no, magari anche fare sognare i tifosi rossoblù. La Mantia, Anna, non sarebbe, tra l'altro, per chiudere il cerchio fantamercato. Il Cosenza ci sta provando e ci proverà nelle prossime ore. Come giustamente diceva Paolo prima, il Lecce si è mosso in anticipo. Il Lecce, che ha una maggiore forza economica in questo momento e vuole spendere, vuole raggiungere questo obiettivo. Tra l'altro è da registrare anche il gradimento del Crotone da anni sulla Mantia. Anche qui è bagarre, con il Lecce nettamente favorito per raggiungere un attaccante autore comunque, nonostante la retrocessione della Virtus Entella, di un'ottima stagione tra le fila degli uomini guidati ultimamente da Volpe. Con mister invece volevo parlare proprio di questa Serie B, una Serie B molto competitiva il prossimo anno. Ci sono questi nodi iscrizioni ancora da vagliare, poi c'è questo Foggia che insomma parte con 15 punti di penalizzazione. Ci saranno ovviamente dei ricorsi nelle prossime settimane, seguiremo, vedremo come andrà a finire, però partire con 15 punti di penalizzazione, solo la Regina è riuscita a suo tempo a fare insomma questa cavalcata che le ha permesso di restare comunque in una certa categoria. Diventa un pochettino ardua l'impresa, ecco. Sì. Ci vuole tanta competenza, ci vuole tanta concentrazione, ma ci vogliono giocatori che devono essere in grado di sposare questo progetto, perché è un campionato nel campionato, cioè loro debbono fare di tutto per recuperare una squadra con 15 punti e quindi deve andare lì a fare almeno, diciamo, un 35-36-37 punti per la salvezza, quindi deve fare quasi una classifica da playoff. Sì. Tra l'altro, Anna, ricordavi insomma l'episodio della Regina, che fu la stagione 2006-2007, quando si partì da meno 15, poi i vari gradi di giudizio diedero 11 punti di penalizzazione, e come diceva bene il mister, il presidente del Foggia dovrà guardare bene in faccia tutti gli uomini, prima che i calciatori uomini, e chi davvero si sente di poter centrare l'impresa può rimanere a Foggia, altrimenti è chiaro che non avrebbe senso rimanere a Foggia. In quella stagione il presidente Lillo Foti fece appunto così, guardando ad uno tutti negli occhi, e rimasero con Walter Mazzarri solo chi davvero credeva in quell'impresa. Quindi il Foggia insomma ha dalla sua un grande pubblico, un pubblico straordinario, questo è sicuramente un tassello importante, però insomma diminuendo di qualcosa ancora come punti questa penalizzazione, insomma l'impresa potrebbe essere a portata di mano dei satanelli. Il Foggia aveva dei piani importanti per la panchina. Aveva sondato Davide Nicola, aveva raggiunto un accordo di massima con Massimo Oddo, ma le titubanze di Massimo Oddo hanno spinto, proprio per quanto diceva prima Paolo, la società ad andare su un tecnico che veramente credesse in questo progetto. Scelto Gianluca Grassadoni, ha riscattato Kragl per 400.000 euro, il mercato del Foggia entrerà nel vivo. La società è sempre stata consapevole di questa difficoltà, ma come diceva prima Paolo e come diceva il mister, bisogna credere nel progetto indipendentemente da dove si andrà a parare. In questo caso in bocca al lupo al Foggia, anche se a noi in questo momento ci compete poco, e per le calabresi è un bene, potrebbe essere una concorrente in meno. Potrebbe essere il Cosenza l'ha già trovata, insomma. Intanto chiedo al regista di avviare la telefonata con il direttore sportivo del Crotone. Entriamo proprio a parlare del Crotone che, come dicevi tu Paolo, insomma poco c'entra con questa Serie B, punta a questo ripescaggio in Serie A, se lo merita tutto, se lo merita, perché insomma l'anno scorso questa retrocessione è stata amara per tutti i calabresi, è una squadra che ci ha fatto sognare per 2 anni in Serie A
e poi ha puntato su questo nuovo allenatore, Stroppa. La squadra bene o male dovrebbe rimanere l'ossatura di quello che è, con qualche innesto, però insomma ancora siamo tutto in stand-by perché bisogna capire quale dei due campionati dovrà affrontare il Crotone. Un dato certo è che Giovanni Stroppa, se riesce a trovare il gruppo omogeneo che riesce a fare il calcio di Giovanni Stroppa, sicuramente a Crotone si divertiranno tantissimo. Certo, mister, secondo lei questo Crotone che vediamo in questa categoria un po' l'incognita, forse abbiamo già la telefonata, pronto? Direttore Ursino? Sì. Salve direttore, ben trovato a Calcio e Mercato. Allora, stiamo parlando proprio di questo Crotone che non merita assolutamente la Serie B e punta a ripartire magari col ripescaggio in Serie A. Noi adesso siamo in Serie B e dobbiamo cercare di fare il massimo, cercheremo di mantenere il più possibile la squadra dell'anno scorso e quindi la nostra categoria adesso è questa, poi se ci saranno altre cose poi vediamo. Paolo, volevi fare una domanda? Intanto buon pomeriggio, Paolo Amedeo, Sport Italia. Pronto? Sì, direttore, ci sente? Paolo Amedeo di Sport Italia vuole porle una domanda. Sì. Buon pomeriggio direttore. Ciao. Le chiedevo intanto se dovesse essere Serie B, come giustamente lei rimarcava, da dove riparte il Crotone? Da un progetto tipo Empoli con due attaccanti che fanno la differenza in categoria, con magari quei 3-4 elementi che riescano a dare una continuità per tutto l'arco del campionato, un campionato che appare un po' difficile sotto il piano emotivo, visto le tante squadre anche meridionali, ma che con una giusta programmazione si può tentare di vincerlo. Certamente gli attaccanti in qualsiasi categoria sono determinanti e noi cerchiamo di ripartire dai due attaccanti più importanti che avevamo quest'anno. Si tratta di Budimir e Simi, poi se ci sarà qualche richiesta importante per Simi poi vediamo, però gli attaccanti sono, come le ho detto prima, determinanti. Certamente la squadra sarà, l'ossatura della squadra sarà quella di quest'anno, quindi poi vediamo per quanto riguarda completare la squadra. In questo momento siamo un pochino fermi perché dobbiamo vedere com'è la situazione che succederà, però la priorità nostra sono i due difensori e un centrocampista centrale, vediamo. Ritornando direttore alla scelta, Attilio Malena, buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito. Ritornando alla scelta del nuovo tecnico, direttore, perché puntare su Giovanni Stroppa? Quali sono i fattori che vi hanno convinto maggiormente? Il Crotone è abituato a scegliere gli allenatori che fanno giocare bene le squadre. Noi abbiamo seguito il mister durante l'anno, anche l'anno scorso siamo andati più di una volta a vederlo giocare. E subito abbiamo individuato l'allenatore giusto per la nostra squadra. Lui, quando gli ho telefonato la prima volta, quando a me un allenatore mi dice che è onorato di venire a Crotone, allora il discorso per me è chiuso. Direttore, lei si trova a Milano in questo momento proprio per il calcio mercato? Domani mattina. Ah, andrà domani mattina. C'è anche il nome di Lamantia che piacerebbe molto, insomma, a voi rosso-blu. Guarda, è un giocatore che noi abbiamo cercato 2 anni fa, nemmeno l'anno scorso. Però in questo momento, come le ho detto prima, noi gli attaccanti ce l'abbiamo. Quindi andiamo a prendere un giovane con delle caratteristiche differenti di quelle che abbiamo, cioè una seconda punta, però lì se non succede qualcosa di importante siamo a posto. Direttore, lei che è uomo navigato, no? E che conosce bene il sistema calcio in Italia, ecco, i tifosi ovviamente sono lì in trepidazione
Che percentuali dà e che idea si è fatta di questa situazione che coinvolge il Chievo? Insomma, il tifoso spera e crede che questo ripescaggio possa avvenire, anche perché il Crotone lo merita per lo stile che ha dato durante la gestione societaria, sempre in linea con i parametri. È una situazione che noi siamo fiduciosi nella giustizia sportiva. Guardando le carte, sinceramente, se uno deve fare le cose per bene, possono succedere delle cose importanti, però non vogliamo dire niente in questo momento. Dobbiamo essere scaramantici. I processi si faranno quando è giusto, e siccome siamo molto fiduciosi, come l'ho detto io, nella giustizia sportiva, per me le cose devono essere fatte bene, che è la cosa principale. Il Crotone l'ha sempre dato questo stile. I bilanci delle società e la copertina proprio delle squadre, se uno ha un bilancio fatto bene vuol dire che ha lavorato bene, se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi. C'è il mister Ferrante che le voleva porre una domanda. No, io volevo soltanto salutarlo e mi complimento per la scelta del mister, perché io lo conosco e sono convinto pure io che è una persona preparata, una persona di categoria e oltre, quindi farà bene sia la B, che speriamo si ritorni in A, perché è molto preparato, diciamo, è molto meticoloso, e poi, diciamo, fa calcio moderno, quindi non è della vecchia guardia, ma è un avanguardista, calcio dinamico, calcio europeo soprattutto, perché adesso dobbiamo parlare di calcio europeo e non di calcio italiano soltanto, perché sono parametri nuovi di tattica, come per esempio la quarta fase presentata da qualcuno poco fa a Roma, che poche persone, oltre a Sarli e anche Stropp, hanno utilizzato in questi campionati. Attili, volevi anche Sì, l'ultima per chiudere, poi salutiamo il direttore. Ritornando al mercato, direttore, le situazioni di Martella e Ceccherini, al momento c'è qualcuno che è arrivato da voi, ha formulato un'offerta che vi ha convinto, oppure siamo in altomare anche qui? Io resto sbalordito come un giocatore come Martella non è richiesto da nessuno, perché dopo il campionato che ha fatto, ma come tipo di giocatore, però nel calcio ci sta tutto, dai. Per quanto riguarda Ceccherini, c'è stata qualche richiesta, vediamo, però come dice il Presidente, noi i giocatori non li regaliamo, questo è sicuro, i giocatori bravi devono essere pagati. Quindi, però in questo momento non c'è stata una trattativa vera e propria, sia nell'uno sia nell'altro. Per quanto riguarda Martella, addirittura nessuno si è fatto avanti ancora per il giocatore, però se deve rimanere a Crotone noi siamo molto contenti. Ma direttore, io oltre Martella, che ritengo che sia veramente un giocatore di Serie A di alta classifica, un altro giocatore che poche ne parlano e secondo me io stimo tantissimo, ed è quello che vi ha dato in percentuale parecchi risultati, è Cordes, il portiere. Il portiere secondo me è un grande, perché molte volte il portiere è quel ruolo strano che nessuno valuta, ma nella percentuale di quello che voi avete fatto e dei parametri difensivi, palle inattive e quant'altro, uscite, cioè in economia vi ha dato tantissimo in questi anni Cordes, e secondo me è un altro giocatore di altissimo livello che poche società hanno considerato. Direttore, mi scusi, purtroppo abbiamo la pubblicità che incombe. Grazie mille per essere stato con noi. Ci rivedremo nelle prossime settimane. Grazie, ci fermiamo per una breve pausa. Grazie a voi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
Ben ritrovati a Calciomercato. Allora riprendiamo, stavo parlando del Crotone, mister, stavamo parlando durante la pubblicità di questo nodo allenatori. C'è stata questa vicenda legata insomma a Davide Nicola che insomma ha lasciato un po' tutti quanti così, un allenatore che aveva fatto molto bene l'anno passato, poi c'è stato l'esonero, l'arrivo di Zenga, adesso vabbè si volta pagina, si punta su Stroppa, però insomma facciamolo un piccolo io passo indietro. Un piccolo passaggio lo faccio perché sì. Qua c'è anche testimone sia Malena che Paolo Amedeo, che in tempi non sospetti, quando già la panchina di Davide stava traballando prima del successo poi della Serie A, che è rimasto in Serie A del Crotone, a microfono spento con qualcuno che rappresenta il Crotone, gli ho detto: guarda, tu no, siccome si diceva Nicola non sa leggere la partita, no? E ormai si fa calcio da barra da ogni parte, anche nelle società, no? Certo. C'è gente che si erige a conoscitore del calcio, certo, senza conoscere i parametri quali sono, ok? Io non posso dire che lui c'ha l'influenza se io non sono dottore, vado così, a occhio, molte volte indovino. Però no, è il caso che non va bene, ci vuole la matematica anche nel calcio. Infatti Nicola Davide dice, no, in base a che cosa? Quando poi io dissi a qualcuno che c'erano su 20 elementi, ce n'era soltanto uno che aveva fatto la Serie A, e siccome eravamo alle prime partite, quindi i ritmi della Serie A si acquistano nel tempo, certo, alcuni parametri, le soglie, l'adattamento e quant'altro che fanno parte, sono parametri fisiologici che poi vanno applicati in quelle che è l'esercitazione. Che poi era quello a cui faceva riferimento solo, Nicola, no? Sempre... Ma non solo, siccome lì c'era un errore di singoli nella fase difensiva e non di gruppo, allora c'era un discorso di continuità che mancava, che nel tempo è venuta fuori. Secondo me quest'anno il Crotone, io conosco anche Walter Zenga, no? È estroso, può sembrare carismatico, ma io secondo me in quel momento, tanto rispetto per Walter Zenga, io avrei lasciato Nicola, perché Nicola può darsi che ha avuto qualche cosa che io non so, perché è difficile Nicola, avendo, oltre ad essere allenatore, è una persona molto sensibile, sì, e che si affeziona, è affezionato al Crotone, certo, perché lui veniva da Bari dove era stato esonerato e non lo meritava, e veniva da una trafila di altri insuccessi personali con la perdita di qualcuno, e quindi lui ne ha pagato le conseguenze. Poi lì a Crotone ha avuto questa nuova gioventù, diciamo, calcistica, e non bisognava mandarlo fuori, perché giustamente il Cosenza, se io prendo il Cosenza, ok, nel mese di gennaio ha avuto una svolta, programmazione, quant'altro, abbiamo preso Perez, abbiamo preso Okereke, abbiamo preso un paio di elementi che hanno cambiato a livello diciamo, di tempo di arrivo sulla palla, nelle azioni hanno cambiato tutto, quindi si è alzato il ritmo, si è passato da una 500 a una 600. Adeguato al campionato, scusa Paolo. No, è anche vero che, ad onor del vero, Davide Nicola si è dimesso, spinto evidentemente, sì, da una situazione societaria che lo opprimeva e che ma non solo, si è dimesso anche... pure Caligiuri, però, perché Caligiuri si è dimesso perché a Milano invece... Probabilmente le cose non erano molto chiare. No, ma a Milano invece di pensare a portare a casa l'1-0, qualcuno pensava al pubblico e ad altro, quindi cioè, quando si lavora si deve lavorare per la società, non per se stesso o per amplificare io preparatori, allenatori, io fisioterapista, bisogna lavorare per questo, se no si distrugge. Bravo, il calcio è lei che fa la trasmissione, Malena e lui, sono io che alleno, siamo questi qua, anche se io ogni volta da questi mettenti, venivano qua 30 anni fa, venivano con altri. Il discorso dobbiamo essere più regionalisti. Voi avete parlato di acquisti, ma io direi al Cosenza di mettere l'occhio a rende, perché ci sono 3 o 4 elementi da dati che io ho che vanno oltre la categoria, quindi non pensiamo sempre fuori regione, pensiamo che ci sono allenatori, ci sono preparatori, ci sono giornalisti che dobbiamo creare, dobbiamo valorizzare.
Certo. E questo è il concetto. Ritornando a quello che diceva il mister Attilio, tra l'altro uno di quegli elementi forse a cui faceva riferimento il mister è passato al Catanzaro, certo. Panbianchi, giusto? Certo, assolutamente, ne parleremo, ma per chiudere il cerchio sul Crotone, praticamente definito il ritorno di Simic, incontro settimana scorsa a casa Milan tra il direttore sportivo del Milan Massimo Mirabelli e il direttore sportivo del Crotone che abbiamo avuto ospite, lo ringraziamo ancora una volta, Beppe Orsino, quindi confermato Simic, piace moltissimo il profilo di Marrone che resta un'idea concreta, individuato come terzo di sinistra il profilo di Andrea Costa, voluto anche lo scorso anno, ma in questo momento non ci sono novità. Si complica la pista per Mirko Carretta, vista sempre la più probabile riammissione della Ternana che blinderà sia lui che Montalto. Piace molto il profilo di Bifulco, Scuola Napoli in alternativa a Carretta, che è il primo nome che Stroppa aveva fornito alla società, mentre in uscita Martella. Non è arrivata una proposta formale al Crotone, ma ci sono contatti tra il suo entourage e il Torino che sceglierà prestissimo il suo laterale sinistro, e in Leeds c'è anche Martella. Simi Chievo, nessuna accelerata, mentre per Ceccherini occhio nelle ultimissime ore all'inserimento forte dell'Udinese e occhio anche al Sassuolo. La Sampdoria era il primo club che si era avvicinato su Ceccherini, ma ci sono queste tre squadre che ballano per un Crotone, ripeto, sempre molto attivo in maniera sotterranea, in maniera silenziosa, ma comunque il mercato dei rossoblù è molto attivo anche in questo senso. Paolo, tornando invece alla Serie C, alla Lega Pro, come vogliamo nominarla noi, dicevamo di questo Catanzaro, c'è anche la Vibonese, a cui a proposito di Crotone piace il terzo portiere del Crotone, dovrebbe arrivare proprio in casa rossoblù, è una Vibonese che insomma forse dovrebbe puntare di nuovo su Nevio Scala. Nevi Orlandi, scusami. Sempre di nervosità, sempre di esperienza. Sì, la Vibonese io punterei l'attenzione proprio sulla formazione rossoblù, sulla squadra di Patron Caffo, perché credo che questa piazza, questa squadra abbia tutte le potenzialità con una attenta programmazione nel giro di un paio d'anni di provare la scalata alla Serie B, e la ritengo dopo il Catanzaro per investimenti la formazione che può avvicinarsi a quel tipo di budget per centrare la promozione. È chiaro che la promozione diretta in C diventa davvero una grandissima incognita, non bastano i 7-8 milioni di euro per vincere il campionato, ne sono testimoni il Lecce, il Benevento, che per anni e anni hanno provato la promozione non trovandola, però è chiaro che la Vibonese ha dalla sua un entusiasmo di una piazza che ha ritrovato compattezza attraverso la squadra e non solo più attraverso il volley. Vibo oggi è espressione soprattutto del calcio in città, e di questo bisogna darne atto a Danilo Beccaria e al direttore Danilo Beccaria, al presidente Caffo. E un'altra domanda che io invece lancio, Anna, un interrogativo che lancio al mister Ferrante, ma anche ad Attilio, a te e a chi ci sta guardando. Mi chiedo come può essere possibile, mister, che un capitano di una primavera della Roma, Stefano Ciavattini, acquistato dalla Regina con un triennale, come faccia la Roma, mister, a lasciare andare via un prodotto che tu hai creato di fatto dai pulcini fino alla primavera, lasciandolo andare via. Ecco, è cambiato il calcio in queste dinamiche, ormai ovviamente la Roma vuole il calciatore finito, però l'investimento che tu hai creato negli anni si va a disperdere. Allora Paolo, si sta cercando di imitare il Belgio e altre nazioni, o la Spagna, dove che ci sono i ragazzi della primavera che debbono fare comunque delle partite a livello professionistico. Allora forse non è sbagliato molte volte, no? Perché il ragazzo che va a fare la Serie C forse è meglio di una riserva che deve fare la panchina un anno intero. Però tendenzialmente tu lo dai in prestito, sì, quindi la formula più usata in questo mercato è il diritto di recompra. La Roma si è riservata appunto il diritto di recompra per permettere, come giustamente faceva intendere il mister, al calciatore di essere valorizzato. La Regina in questo senso sta puntando moltissimo. Un triennale. Ha chiuso il portiere Confente in prestito dal Chievo, quella è un'altra formula, senza dubbio. Adesso si passerà alla fase dei cosiddetti over, dei calciatori d'esperienza. In questo senso è molto attivo il direttore sportivo Massimo Taibi, piace molto il 94 Battistini. È in corso una trattativa per l'ex Vibonese Viola, che ha dato massima disponibilità a sposare il progetto Regina, e indipendentemente da questo fattore per la Regina potrebbe tornare in auge un vecchio nome che noi avevamo accostato lo scorso anno, ovvero Vasco.
Altra proprietà Roma, classe 97, reduce da una stagione importante a fondo in Serie C, ma ritornando al quesito che poneva Paolo, senza dubbio il diritto di recompra è una formula che sostituisce le comproprietà, è una forma che garantisce alla società di avere sempre il controllo del calciatore, ma il calciatore mentalmente, a proposito di mente, a proposito di corpo, potrebbe essere in grado di poter affrontare quel campionato, in grado di potergli far supportare altri campionati maggiormente importanti. Ma c'è un'altra cosa, come dicevo prima, ci vogliono le competenze, come diceva Paolo, perché spesso si imitano e si fanno diciamo, stagioni così imitative e di moda. Io 3 anni fa, 4 anni fa, proposi una società nostra, calabrese, in diretta, avevo Enrico Chiesa, il papà di Chiesa, me l'aveva proposto, siccome io allenavo la Vibonese, mi aveva proposto se io rimanevo a Vibo, dice, io con te lo mando, dice, perché facevo la primavera. Siccome io non ero stato, diciamo, ero libero, allora ho proposto alla società calabrese, diciamo, che ne facciamo di un primavera, anche se è il figlio di Chiesa. Allora, non si può andare per moda, perché se avessero preso Chiesa, sicurissimo è la qualità, ma non solo, sono i rapporti che si creano. Nel momento in cui tu, un Chiesa esce fuori dalla Vibonese, dalla Regina Catanzaro del Cosenza, cioè tu hai un feedback, hai un'onda di ritorno che ti qualifica. Se il Milan ti deve mandare, o la Roma un ragazzo te lo manda, quindi dobbiamo stare attenti a questo, perché questa cosa mister, l'ha fatta in passato molto spesso il Crotone, nel senso che attraverso Beppe Ursino prendeva i giovani perché si è creato con qualcuno di Cirò, è il direttore sportivo di Cirò, amico Ceravolo, con Ursino, cioè quella fascia le ha avuto questo momento di contatto con qualcuno, poi abbiamo i Maietta che io ho allenato, lo stesso Gasperi. E allora Gasperi si è arrivato, diciamo, a un certo tipo di contatto, quindi vuol dire avere anche la capacità di andare nelle primavere e mettere lì, perché sono pronti per fare la Serie B e la Serie C. Allora questa riforma del campionato che prevedeva in Lega Pro queste primavere delle grandi squadre poteva essere un passo in avanti, frenato ovviamente, come tutte le cose tra italiane. l'altro c'è il discorso dell'inserimento delle seconde squadre in Serie A che sicuramente affossa assolutamente quelle società che proprio come la Regina per esempio puntano a trovare i migliori giovani nei settori giovanili. È chiaro che tu così non hai la possibilità di andare ad attingere dalle loro formazioni, perché loro hanno interesse a crearla in Serie C la propria formazione. Per tornare alle notizie, Anna, rivoluzione praticamente nei quadri dirigenziali giovanili del Catanzaro, confermato Carmelo Moro, il nuovo tecnico della Beretti sarà Galati, Rosario Salerno allenerà gli allievi e Alessandro Pisano allenerà i giovanissimi. Per quanto concerne invece la Vibonese, si attende, come benissimo dicevi tu, il crisma dell'ufficialità di Viscovo, nonostante comunque l'interesse forte e la richiesta del Rende. In attacco l'Under può essere il classe 99 Loffredo, un nome spendibile può essere Terranova, classe 94 del Paceco, la Vibonese che ha chiesto in prestito al Benevento anche Sperandeo, anche se su questa trattativa ci sono pochi margini perché il Benevento crede moltissimo in Sperandeo e vuole sperimentarlo anche in Serie B. In uscita il portiere Silvestro andrà in prestito, c'è una richiesta del Bitonto. Sul Catanzaro è in arrivo invece l'ufficialità per Golubovic come estremo difensore titolare. Per quanto riguarda Saraniti invece? Pochi margini di manovra anche perché in questo senso l'ingaggio può pesare, c'erano delle richieste importanti dalla Serie C, ma ripeto, in questo momento Saraniti vuole giocarsi le sue carte a Lecce. Dopo il ritiro tra il 7 e il 15 agosto per Saraniti potrebbero esserci nuovi spiragli, ma al momento non si muove. Volevo aggiungere una cosa, non è possibile, no? Che un giocatore come Sueva, che è nostro del Cosenza, possa essere messo ancora in dubbio. Quello è un ragazzo di prospettiva, dov'è che bisogna puntarci? Quello è un albero che va potato, perché c'è una potenzialità che fa paura. Cioè, se noi lo lasciamo così al caso, quel ragazzo, perché non mandarlo nella Regina, nella Vibonese, nel Catanzaro? Questo è forte, perché gli osservatori vanno a vedere Sueva del Cosenza e può fare la panchina tranquillamente in Serie B, ma io lo farei giocare come il ragazzo della Roma in una Serie C, perché è forte, bisogna crederci. E valorizzarlo anche da parte dei nostri dirigenti del Cosenza. Non può essere così lasciato così a caso un ragazzo come quello. È forte, ha parametri altissimi il ragazzo.
Allora, io intanto chiedo alla regia di farci vedere, torniamo sui giornali di oggi, vediamo un attimino la rassegna stampa, che cosa ci raccontano sia i nazionali che i locali per quanto riguarda le squadre calabresi, e subito dopo telefoneremo al direttore sportivo Massimo Londrosi. Chiedo scusa ai due colleghi di Catanzaro Informa e di Gazzetta del Sud, Mimmo Famularo e Gianfranco Giovane, perché purtroppo il tempo insomma sta scorrendo via velocemente, magari con loro ci sentiremo anche nelle prossime puntate. Intanto vediamo la rassegna stampa. Inauguriamo oggi all'interno di Calcio e Mercato il nostro spazio dedicato alla rassegna stampa sui giornali sportivi locali e nazionali. Cominciamo con gli articoli all'interno della Gazzetta del Sud. Il Cosenza si parte con i rinnovi di Orazio e Barclay primi della lista, subito dopo toccherà a Corsi e Mungo, via Pascali e Loviso, il DS Trinchera è al lavoro per le conferme di alcuni elementi. Intanto in questo riquadro sui fondi illeciti Foggia stangato con 15 punti di penalizzazione. Crotone, occhio ai terzini, le offerte non mancano, Sampirisi, Spal e Martella Torino in partenza in attesa di notizie sul deferimento del Chievo. Il presidente Vrenna frena, in questa settimana non faremo nulla, nella prossima vedremo. Rende, c'è la Paganese su Franco, forte l'opzione come numero 1, ancora irrisolta la questione della scelta del preparatore atletico, i campani tentano il centrocampista biancorosso. Vibonese, 3 giornate di squalifica a Tito, il mancino rossoblù coinvolto nel caso dei fondi illeciti del Foggia ha deciso di patteggiare, le prime 2 saranno scontate in Coppa Italia, la società tira un sospiro di sollievo. Regina Sparacello, la chiave per il ritorno dell'ex Alessio Viola. Sempre calde le piste per i difensori Imperiale e Panariello, ci fa strada l'ipotesi di uno scambio con il Francavilla, il tecnico Cevoli vorrebbe il mediano ungaro che ha già allenato nel Renate ed ora è svincolato. Catanzaro, entro giovedì l'arrivo di Golubovic, nuovo custode della porta, frenata per l'esterno tarantino Tulissi nel mirino di altri club, continua la corte del DS Lo Giudice per San Domenico e Di Livio, c'è interesse ancora su Baldassin della Viterbese. De Giorgi nel mirino del Potenza, il difensore è in uscita. Andiamo sul quotidiano. Crotone, piace l'esterno Bifulco, il proprietario del Napoli, lo scorso anno ha giocato con la Provercelli, in attacco in caso di partenza di Simi, il profilo ideale resta la Mantia, il Foggia scongiura la C. Catanzaro, ora si fa sul serio, il DS Lo Giudice è a Milano per chiudere qualche trattativa, il Bellomo, il sogno impossibile, c'è una pista a San Domenico e poi ancora il Cosenza parte con i rinnovi, accordo con Dorazio e Baclè, mancano le firme, ora tocca a Corsi e Mungo, anche Pascali potrebbe rimanere, campagna abbonamenti vicina al lancio e ancora Regina Conflente, c'è accordo in arrivo l'esterno Imperiale, il DS Taibi continua a rinforzare la rosa, mentre Falco firma un triennale con il Lecce, Salernitana ufficiale Nicola Bellomo, Castagnetti passa alla Cremonese. E andiamo sui giornali nazionali, Corriere dello Sport, Serghei fuori mercato, la Lazio non scende di €1, Agnelli non vuole entrare in un'asta per Milinkovic, poi dal mondiale Neymar, la Brasile nei quarti, gli avversari accusano il campione del PSG, adesso il Belgio col Giappone, clamorosa rimonta da 0-2 a 3-2, il Foggia in B ma parte da -15, andiamo all'interno con le notizie che riguardano il mondiale ma anche il calciomercato con diverse pagine che sono dedicate appunto al calciomercato. Andiamo a trovare subito quelle che riguardano il calcio di Serie B e di Serie C. Intanto in C sottile il Catania per 3 anni, salire in B sarà solo l'inizio, Juve Stabia in bilico una storia centenaria, Zamparini shock, Tengo Posavec, il Bari aspetta Super Andrada e poi dopo Chiricò a Lecce torna anche Falco. La Gazzetta dello Sport apre anche con Neymar, finalmente Brasile, poi la partita pazzesca fra Belgio e Giappone, Boateng, Sassuolo, il Toro prende Izzo, Spalletti vede doppio e studia 2 Inter. Andiamo in avanti, all'interno anche qui pagine di mercato con la Serie A e anche la Serie B e la Serie C in primo piano, la stangata sul Foggia, poi la pazienza del Sassuolo, Roberto in panchina solo all'inizio ottobre, si parla naturalmente di De Zerbi, Suaso euforia per Brescia, Insigne Junior, colpo Benevento, bis del Venezia, Moscardelli Pisa, Sartore dice sì all'Alessandria. Tutto Sport apre
con Ronaldo, CR7 Real, rottura totale, un assist alla Juve, poi Neymar, quello vero, gol, assist e commedia, e Belgio rimonta, shock. Anche qui andiamo all'interno, nelle pagine che riguardano il mercato. Il pericolo PSG in pressing su Bonucci, il Milan è solido, dice Fassone, il verdetto UEFA è ingiusto, mentre c'è ancora silenzio sulla cessione. E poi ancora avanti il Foggia partirà da -15, Alessandria, Sartore, Monza, colpo Reginaldo, Moscardelli va al Pisa e Catania ha scelto Sottil. Grazie a tutti, la rassegna stampa sportiva torna nella prossima edizione di Calcio e Mercato. Grazie a Gianluca Pasqua. Attilio, proprio quest'ultima pagina del Tutto Sport, Cristiano Ronaldo, diciamo che è la pista calda che si sta battendo. Diamo 3 aggiornamenti grazie all'ausilio anche dei riscontri effettuati dalla redazione di calciomercatoreport.it. Su Cristiano Ronaldo c'è un fondo di verità. Jorge Mendes ne ha parlato con la Juventus, ma al momento siamo a cifre improponibili, non tanto per il cartellino da 120 milioni di euro, ma per l'ingaggio percepito da Cristiano Ronaldo. Si oscilla tra i 30 e i 35 milioni annui. Per quanto concerne invece un'altra trattativa che abbiamo svelato appunto dalle colonne di calciomercatoreport.it, l'Inter avrebbe strappato un'opzione per Barella del Cagliari. I rapporti tra Cagliari e Inter si stanno intensificando sempre di più e l'Inter sarà il primo club ad essere avvisato qualora il Cagliari dovesse decidere di privarsi di Barella. A proposito di Inter, in questa settimana verrà sciolto definitivamente il nodo Malcolm, il calciatore aspetta solamente l'ultimo via libera per un'operazione in prestito oneroso, anche qui con diritto di riscatto, con l'Inter sempre grande protagonista sul mercato. Chiudo con Sergej Milinkovic-Savic, che è un altro cavallo di battaglia che sta cavalcando le prime pagine dei giornali da diversi giorni. Si farà alle condizioni di Claudio Lotito. Claudio Lotito non scende dalla richiesta di 150 milioni di euro. La Juventus non parteciperà ad aste, non ha partecipato all'asta per Golovin, che viaggia sempre di più vicino al Chelsea, e non lo farà per Milinkovic-Savic, che resta in piedi quella famosa proposta del Real Madrid, anche in questo caso da 150 milioni di euro. Non vi erano dubbi sul fatto che Lotito non si sarebbe mosso dalla sua posizione rispetto a un muro. Intanto abbiamo al telefono il direttore sportivo Massimo Londrosi. Buon pomeriggio, direttore. Buon pomeriggio. Stiamo parlando proprio di calciomercato per quanto riguarda questa notizia dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Insomma, una notizia che per il calcio italiano farebbe bene, insomma, è un calciatore che porta tanta pubblicità, tanto entusiasmo, tanto interesse, ecco. Sì, certamente per il calcio italiano come movimento sarebbe una notizia fantastica. Modestamente per me, che sono un tifoso del Toro, lo è molto meno, e non immagino i derby che saremo costretti a vivere come degli incubi contro un talento di questo genere. C'è una domanda che le vuole porre Attilio Maleno. Innanzitutto la ringrazio, direttore, per aver accettato il nostro invito. Con me tra l'altro c'è anche Paolo qui vicino, quindi diciamo c'è una sorta di riunione. Buon pomeriggio, direttore. Direttore, so che ha tanti sassolini nella scarpa da togliersi per quanto concerne la questione Serie C. Ne abbiamo parlato poco fa con le calabresi sempre molto attive sul mercato, ma dal punto di vista prettamente del regolamento, cosa c'è che non va in questo momento secondo lei nel sistema calcio di Serie C italiana, e magari anche allargando un po' il cerchio? Non va il fatto che non c'è nessun rispetto per le norme, per i regolamenti, e che mai come quest'anno, in occasione delle iscrizioni, si è verificato un balletto inaccettabile di società che hanno cambiato proprietà a poche ore dalla scadenza delle iscrizioni, con cambi spesso fittizi, e con società che non hanno presentato in tempo la fideiussione. Ormai siamo nell'ordine di diverse unità. Tutto questo è inaccettabile, perché di fronte a questo ci sono invece delle società e dei presidenti per bene che hanno faticato per tener fede alle scadenze, per pagare gli adempimenti e gli emolumenti in tempo, per fare l'assegno per l'iscrizione, per fare la fideiussione e presentarla entro il 30 di giugno. Ora, per me è inaccettabile che ci siano delle società che abbiano deciso di iscriversi senza fideiussione e continuino di presentarla tra 10 giorni, il 12 luglio, attraverso un ricorso, dopo che saranno state escluse in prima battuta per la mancanza di questo requisito. Ma non è un'opinione soggettiva, è un dato di fatto oggettivo, perché se si legge il comunicato che riguarda le licenze nazionali,
In questo comunicato non c'è scritto che tra i requisiti della cui mancanza si può fare ricorso c'è la fideiussione. La fideiussione fa parte della domanda di iscrizione, è una parte integrante come l'assegno della domanda di iscrizione, e se non c'è, sulla base dei regolamenti attuali, la società non si dovrebbe iscrivere, non dovrebbe essere accettata l'iscrizione. Invece si dà la possibilità a delle società inadempienti oggettivamente e per propria volontà di ricorrere a questi escamotage. Questo non è serio se si vuole rendere seria un campionato come quello di Serie C. La interpelleremo nelle prossime settimane perché purtroppo siamo in chiusura. C'era Paolo che voleva fare una domanda, però non abbiamo purtroppo più tempo. Io intanto vado a ringraziare gli ospiti. Ringrazio mister Elio Ferrante, ringrazio Paolo Amedeo, giornalista, ringrazio ovviamente il mio compagno di viaggio che ritroveremo Anna, padrona di casa esemplare. Torniamo domani con tante notizie di calciomercato. Per il calciomercato in diretta fammi ringraziare anche me, gli ospiti eccezionali. Siamo partiti con un parterre de Roi incredibile, eccezionale. Le ringrazio anche per la consueta professionalità e soprattutto puntualità. Ringraziamo i nostri tecnici, il nostro regista Enzo Leonetti, Massimiliano Fino alla camera e Massimo Rocchetti per ovviamente essersi speso per il marketing di questa trasmissione. Vi lasciamo ad una sigla dedicata proprio ad una canzone estiva che ci hanno voluto regalare un gruppo emergente calabrese, e poi vi aspettiamo domani sempre alla stessa ora qui su Teleuropa Network. Bésame, free love. Pega tu cintura, esa es la cura. Quiero ver tu cuerpo, que guay. No te detengo, te dejo bailar. Te digo, pégate, bésame, te digo, bésame otra vez, bésame, quiero besar tu cuello otra vez. Ahí hace mucho calor, quítate la ropa, no te digo no. Quiero una aventura así, la quiero sin amor. Bésame, te digo bésame otra vez. Baciami senza legami pure se domani saremo lontani. Bésame, quiero besar tu cuello otra vez. E se non tornerò domani, vivi il presente senza troppi piani. Dentro il locale sta in mezzo la mischia, vuoi solo quello, poi hasta la vista. Di questa notte è la protagonista. Io scrivo versi ma sei tu l'artista. Solo una notte di pura passione, non serve affatto che faccio pressione, visto che questa è anche la tua missione. Confidi che adori la sottomissione. Bimba, dammi questo bacio che sei linda. Non mi tiro indietro, non faccio per finta, visto che da un'ora vuoi slacciare questa cinta. Non pensare che soltanto con lo sguardo resti incinta. Seguimi nel posto più nascosto del locale, dove non si vede neanche il gruppo musicale. Se non ti chiamo più non ti sentire presa male, solo per questa sera tutto vale. Tutto scriveremo nuove pagine, per sempre starci te. Mi fissi come con il fermo immagine, e questa sera sarà bella se baci me. Te digo bésame, bésame, te digo bésame otra vez. Baciami senza legami pure se domani saremo lontani. Bésame, quiero besar tu cuello otra vez. E se non tornerò domani, vivi il presente senza troppi piani.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.